Buonasera a tutti, amiche e amici di 131, buon giovedì. Oggi si torna a parlare finalmente di Serie D, quarta serie, anche perché la giornata che ci aspetta in questo fine settimana, questa domenica, al netto purtroppo del Muravera, che insomma notizia di oggi, non giocherà neanche la sfida contro il Monterosi per i ben noti problemi legati al Covid, però ci regala altre 3 partite, di cui 2 derby sardi. La Tedolce Lanusei, la Torres che va a giocare a Giuliano in Campania, ma soprattutto Arzachena Carbonia. E caro Roberto Pinna, intanto ciao, ovviamente come sempre, il mio sodale in questa avventura di Serie D con Alessio Caria in regia. Ciao Francesco, ciao a chi ci sta seguendo. Dal sorriso si capisce che è giovedì, perché quando inizia a parlare di quarta serie torna subito il sorriso. È vero, è vero, è vero. Non ce ne voglia nella Serie A né la Serie C, però la Serie D, possiamo dire, il campionato degli italiani, diceva qualcuno, è anche il campionato che fa Esatto. più simpatia. Quindi in questa nostra trasmissione, questa nostra rubrica di giovedì, dicevamo, ci sarà anche Arzachena Carbonia. E caro Roberto, come presentare in maniera migliore questo derby, se non con gli ospiti di oggi? Sì, assolutamente sì, sono due giocatori rappresentativi in maniera importante di entrambe le squadre, Arzachena e Carbonia, entrambi sono a quota 3 gol in questo campionato, ovviamente lo sapete già perché lo abbiamo già annunciato sui nostri social, parliamo di Daniele Molino e ovviamente Cristian Stivaletta. Da una parte un trequartista Buonasera. attaccante un numero 10, Daniele, chiamiamolo così, inquadriamolo così, dell'Arzachena, e dall'altra invece Christian ha la prima esperienza in Sardegna, che sta dando la sua esperienza, nonostante abbia 25 anni, quindi anche ancora giovane, però comunque una squadra giovanissima come il Carbonia. Ciao Christian. Ciao, buonasera. Cristian, ecco, inizio da te. Innanzitutto, come mai hai scelto proprio la Sardegna in estate? Questa nuova avventura dopo anni un po' in patria. Diciamo, dopo 5 anni, ho fatto 5 anni in girone F, sarebbe il girone abruzzese, marchigiano, comunque dove sono nato, diciamo. Quest'anno, diciamo, volevo cambiare per provare esperienze diverse, provare un girone diverso. Ho avuto la chiamata tramite il mister, tramite un ragazzo che gioca qui, il capitano, che già ci ho giocato insieme. Ho aspettato un po' e poi ho accettato. Mi piaceva il progetto e ho firmato, diciamo. Esatto, comunque 25 anni sei uno dei giocatori più rappresentativi, però Daniele, visto che ormai c'è già aria di derby, perché siamo al giovedì e domenica è vicina, ti chiedo, tu hai avuto proprio Mariotti tra le tue varie allenatori alla Nuorese, hai ancora un ricordo piacevole, immagino, del mister e soprattutto degli anni lì passati a Nuoro? Assolutamente sì, io il mister l'ho avuto a Nuoro nel 2016-2017 se non sbaglio. Mi sono trovato benissimo perché per quello che penso io comunque è un grande allenatore. Infatti sicuramente domenica ci darà del filo da torcere, però stiamo preparando bene la partita, dunque vedremo. Tra l'altro il Carbonia non ha mai perso un derby con le sarde, quindi preparati, perché fino adesso con la strategia di Mariotti, che non parla di solito prima dei derby, invece stranamente domenica è stato avvantaggiato perché non hanno giocato, però la strategia di Mariotti di solito sta pagando con le sarde. No, perché invece Daniele... Si è bloccato. Si è bloccato. Questo è una domanda fenomenale. Questo ritorno a... Si è bloccato. No, non ho sentito Robby, bene. quindi rifai la domanda. Ah, ok, la rifaccio. No, dicevo, come abbiamo chiesto a Christian com'è stato questo approccio in Sardegna, chiedo invece a te com'è questo ritorno quasi a casa, perché di fatto sei vicinissimo a casa tua a San Teodoro, tu che sei comunque di quelle parti lì, che sì, esatto. soprattutto con un nuovo compito, no? Perché quest'anno sei veramente il leader anche forse carismatico ed esperienza di questa squadra molto giovane. Sì, diciamo che il ritorno è stato molto positivo, il ritorno comunque vicino a casa, perché ho trovato un mister col suo staff che sono veramente competenti, ho trovato una società che non ti fa mancare veramente niente, dunque, e dei compagni fantastici, dunque meglio di così diciamo non poteva andare. Spero di poter dare il mio contributo durante la stagione, sicuramente è una cosa
è la cosa che darò, cioè che darò tutto durante l'anno per poter fare bene, quindi speriamo bene, dai. Ecco, com'è stato riprendere comunque dopo una lunga pausa? Voi adesso avete un calendario molto fitto perché di fatto dovete recuperare 3 partite in più, Esatto. avete beccato il gennaio in cui di fatto si gioca quasi ogni 3 giorni. Com'è stato riprendere appunto dopo una lunga sosta forzata? Non è semplice, non è semplice perché abbiamo ripreso con la Visartena dopo 2 mesi, diciamo, di inattività. Per fortuna è andata bene, però è normale che a livello fisico non siamo ancora al 100%. Adesso abbiamo tante partite perché comunque giochiamo domenica col Carbonia, mercoledì abbiamo un recupero, poi rigiochiamo domenica, forse mercoledì prossimo un altro recupero. Dunque diciamo che sarà un bel tour de force, però speriamo bene, dai. Ecco, a proposito di ritorni in patria, Christian, hai provato, un po' come anche Daniele, ci sei anche riuscito ad essere profeta in patria, no? Perché per anni sei Sì. stato anche protagonista con la Vastese. E come mai poi non sei riuscito a diventare magari anche a restare in maniera, diciamo, continua lì a Vasto? Sì, diciamo, ho fatto 2 anni e mezzo, poi da capitano a malincuore purtroppo sono andato via a dicembre scorso perché però trovavo poco spazio. Comunque giocando casa propria è tutta un'altra cosa, diciamo. Però a malincuore purtroppo a dicembre ho fatto una scelta anche migliore. Comunque sono andato in una squadra che stava prima in classifica, poi purtroppo all'ultima giornata abbiamo perso il campionato, causa Covid non l'abbiamo recuperato più. Ecco, Daniele, anche tu hai giocato comunque con l'Olbia, anni comunque importanti anche della risalita tra il calcio professionistico per l'Olbia. Ti chiedo, quanto è complicato anche giocare in una squadra dove magari tutti ti vedono come l'idolo di casa o comunque sia il giocatore da cui aspettarsi anche più attaccamento alla maglia, tra virgolette? Non è assolutamente semplice, perché comunque quegli anni che ho fatto a Olbia ero capitano, poi sono cresciuto a Olbia, dunque anche i tifosi li conoscevo tutti, molti sono anche miei amici, dunque devi dare sempre qualcosa in più rispetto agli altri, però purtroppo non è sempre semplice poter fare grandi prestazioni o grandi partite. Però diciamo che in quei 3 anni sono stato bene, benissimo anche, e penso di aver fatto anche delle cose importanti. Io ricordo una partita in particolare, il playoff con la Torres, dove si fece espellere un giocatore che di solito è sempre tranquillo in campo e che adesso gioca con Christian, ovvero Marco Piredda, uno che di solito rossi ne prende parecchi. È Ti vero. ricorderai di Piredda? Di Mi Aolbia? ricordo benissimo. Marco, grande giocatore, devastante, veramente forte. Sì, con la parità là si fece espellere, è vero. E invece a proposito di giocatori di quell'Olbia lì, c'era anche Beppe Mastino che proprio in quella gara fece il gol decisivo. Ti aspettavi allora che la sua carriera prendesse così tanto largo, cioè potesse arrivare fino alla Serie A? Beh, arrivare fino alla Serie A no, perché comunque, sai, a quell'età in Serie D, ma non perché non avesse le qualità, anzi, un giocatore straordinario, qualità stratosferiche, però magari non c'è mai nessuno che può dargli una possibilità per poter arrivare magari nel calcio che conta. Invece lui non ha mollato, ha avuto la possibilità di andare alla Spezia, ha fatto alla grande, penso che tutto quello che sta facendo e sta continuando a fare fino adesso si merita tutto perché grande giocatore, grandissimo ragazzo. Sì, tra l'altro, Francesco, non so se lo sai, ma il buon Christian, a proposito di Vai. giocatori importanti, è stato allenato anche da Marco Amelia. Quindi ti chiedo un ricordo di Amelia, no? Degli anni lì con lui. Sì, l'ho avuto l'anno scorso, diciamo, quando sono andato via. Però, buon allenatore, sì. Buon allenatore. Abbastanza laconico, questo commento, mi sa che Sono stato buon via, allenatore. a dicembre sono andato via, quindi, diciamo, Però in generale a il livello ruolo di allenatore. esperienza rispetto al calciatore, no? Sì, Com'è comunque l'allenatore Amelia? si vede comunque aveva calcato comunque campi importanti. Infatti pure era mentalizzato altri tipi di allenamento, altri tipo di preparazione. Comunque si vedeva che aveva giocato in categorie importanti. Francesco?
Sì, no, oggi abbiamo i due numeri 10, anche se poi Christian non ha esattamente il numero 10 perché ha l'11 se non sbaglio sulla Sì, maglietta, sì. però di fatto siete un po' i due fantasisti delle due squadre, e mentre Daniele comunque a livello fisico, insomma, ha un fisico abbastanza normotipo per un trequartista, tu Christian sei alto, grosso, eppure riesci a fare la differenza nonostante un fisico non proprio solito, diciamo, per il numero 10. Com'è stato finora, insomma, in carriera? Ti ha penalizzato? Ti ha invece è stato un vantaggio per te essere un po' come Kakà a livello fisico? Questo è un paragone importante, però comunque diciamo spesso ho fatto una mezzala, cioè sono più mezzala che trequartista, però anche poi dipende comunque dalle partite. È normale che tipo sul breve faccio più fatica perché comunque sono più macchinoso, sono più ma comunque sul breve posso soffrire un po', però trequartista comunque mi piace molto a giocare. Non voglio togliere i meriti a Pired, che il numero 10 è lui della squadra, credo. Anche perché poi fare incazzare Pired non mi sembra il caso, ragazzi. Ma la verità, Francesco, è che Stivaletta è come il calabrone. Non ha la struttura fisica per volare, però vola. Lui non ha la struttura fisica del 10, però comunque fa il 10. Anche perché non so se Caria, Alessio dalla regia, può mandare il gol che ha fatto contro il Gladiator. Noi eravamo entrambi lì a vedere la partita, un signor gol. Non so se Alessio riesce a mandarlo in diretta. Classico gol della domenica, dai. No, spero Vabbè, una volta nella carriera capitano, dai. Sì. Spero non sia un caso. In realtà in quella partita c'è stato anche un altro episodio, sempre con te protagonista, se ricordo, un colpo di testa che ha sfondato un rubinetto. Ti ricordi questo momento nel secondo tempo? Da quella volta non possono più giocare a Villa Massargia perché il comune ha chiesto talmente tanti soldi al Carbonia che ha detto andate a Sant'Adi. C'è più bella fotografa che lo inzuppata bene bene. E infatti è un video che poi insomma è diventato, diciamo, modo famoso sulla pagina Serie D ignorante, no? Perché chiaramente insomma si vede il colpo di testa di Christian, la palla che va a cadere proprio sul rubinetto posizionato dietro la porta, in quel momento difesa dal portiere del Gladiator, e il getto che improvvisamente parte investendo appunto la fotografa e anche gli altri fotografi che erano vicini al Fuji generale. Insomma, fa tanto serie anche questo. Invece a Daniele volevo chiedere, praticamente tu Daniele negli ultimi 15 anni, tra l'altro quando prima a Roby mi hai detto, non so se sai questa cosa, pensavo ti riferissi al fatto che domani Daniele compie gli anni, giusto? Esatto. Domani è il compleanno di Daniele che ne fa 34, possiamo dire. Sei giovane. Io sono giovanissimo. Grande, quindi giustamente devo dire che sei giovane, dobbiamo sentirci giovani sempre di più, ma in realtà la cosa più curiosa di Daniele, secondo me, è che negli ultimi 15 anni, dall'anno del Tempio in Serie D, praticamente tu hai giocato in tutte le squadre sarde del Nord Sardegna che hanno fatto la Serie D o la Serie C, tranne il San Teodoro e il Calabria. Esatto. Per il resto le hai fatte tutte, hai fatto Tempio, hai fatto la Torres, hai fatto il Tavolara, hai fatto l'Olbia, ovviamente, come abbiamo detto prima, Nuorese. la Nuorese, il Latte Dolce e la Zacchena. Cioè, praticamente sotto Nuoro non sei mai sceso, giusto? Esatto, bravissimo. Ho fatto solo il settore giovanile a Cagliari e basta. Ma è stata... Per il resto tutto Nord Sardegna. Oppure semplicemente non c'è stata la possibilità di giocare anche... No, qualche volta c'è stata magari la possibilità di giocare in altre squadre sarde, magari al sud, però diciamo magari ho sposato altri progetti, dai. Ecco, invece per le avventure cosiddette in continente, cioè quindi nella penisola, qual è quella che ti è rimasta più nel cuore? Ce ne sono due che mi sono rimaste nel cuore, diciamo, Como e Sanremo, diciamo le ultime due fuori. Mi sono trovato benissimo, a Como purtroppo ho perso il campionato all'ultima giornata e non è stato bellissimo, mentre a Sanremo siamo arrivati secondi, però sono stato da Dio anche là, diciamo, dai. Ma tra l'altro una Sanremo, cosa chiaramente 12 gol, sto vedendo qua. Sì.
No, una cosa interessante è che questo è un servizio pubblico da sapere subito. Io voglio sapere se il buon Stivaleta, questo interessa anche a Daniele, perché secondo cosa risponde Christian, Daniele l'anno prossimo prova una nuova avventura anche nel sud, visto che gli manca a Carbonia. E volevo chiederti, Christian, se hai già fatto gli arrosticini per quel gruppo di Gibba, scusami. Molti li conoscono e vorrebbero assaggiarli, perché quelli abruzzesi sono famosi, sono veramente... Ma te la lasciano la brace, perché quelli là sono un gruppo di sardi scappati di casa Sì, che non lo so se... a Giba c'è la brace, sta Werther Carboni, comunque sa fare molto bene. Poi devo farmi spedire un po' un bel numero di arrosticini che sono da fare. Si innamorano sicuro. Ci sta, assolutamente. No, tornando un attimo serio, invece, Daniele, ti volevo chiedere, visto che arrivi proprio dall'esperienza al latte dolce, ti aspettavi un inizio anche così complicato della squadra di Udassi? Comunque le aspettative in estate erano abbastanza alte. Ti dico la verità, no, non mi aspettavo partissero così, perché comunque stiamo parlando di una squadra molto importante, costruita per vincere, perché comunque anche loro l'hanno detto da subito che puntavano alla vittoria del campionato. Però purtroppo nel calcio non sai mai come possono andare le cose, ci può stare, ma sono convinto che si riprenderanno presto e torneranno, diciamo, dove meritano, perché hanno un potenziale veramente enorme. Ecco, un potenziale veramente enorme di latte dolce, penso insomma, che questo sia assolutamente condivisibile, però insomma, Arzachena, Daniele, è una squadra con qualche giocatore di esperienza appunto come te, ma penso a Defendi, penso a Marco Ruzzito in porta, Andrea Congiu che è arrivato da poco. Quali sono i veri obiettivi di questa squadra? Perché insomma, ieri il nostro Roberto Pin ha scritto di un possibile interessamento forte dell'Arzachena per Antonio Mesina. Non è esattamente un acquisto da metà classifica, ecco. Ma no, sicuramente i progetti della società sono poter costruire negli anni una rosa per poter poi magari puntare al professionismo. Quest'anno, diciamo, siamo partiti con un profilo basso, però ti dico la verità, stiamo lavorando benissimo e secondo il mio punto di vista siamo una squadra importante con grossi margini anche di miglioramento. Vediamo, adesso non possiamo neanche capire dove possiamo collocarci in classifica, però sono sicuro che potremmo dire la nostra. E questi ragazzini terribili, come vengono definiti, insomma, ricordiamo che l'Arzachena chiaramente nel progetto di partnership con lo Spezia ha avuto tanti ragazzi provenienti dal settore giovanile della squadra ligure che si stanno ritagliando chiaramente un ruolo da protagonista, senza fare nomi, perché poi in questi casi sono sempre anche un po' antipatico, no? Privilegiare qualcuno piuttosto che altri. Però c'è qualcuno che secondo te potrebbe veramente sfondare nel calcio dei grandi, diciamo così? Sì, ci sono un paio di ragazzi che hanno un potenziale enorme. Devono sicuramente dare qualcosa in più a livello agonistico, perché quella è la cosa principale, perché poi le qualità tecniche vengono fuori. Però ci sono, come ti ho detto prima, ci sono un paio di ragazzi che hanno veramente un grosso potenziale. No, dico, visto che parliamo di a livello di potenziale, io faccio la domanda che facciamo un po' solitamente a tutti quelli che sono arrivati qua da noi ospiti, sia a Cristian che a Daniele. Mi chiedo qual è stato il giocatore, anche giovane comunque, che avete avuto in questi anni di esperienza tra Serie D, Serie C con voi e che in realtà poi alla fine non sono riusciti ad arrivare. Voi vi aspettavate tanto, però alla fine non è riuscito ad arrivare. Inizio magari con te, Cristian. Ma i giocatori bravi, forti, comunque ne ho giocati parecchi, però se ti devo dire un nome che proprio dico mi aspettavo che arrivasse in categorie importanti, non te lo saprei dire questo. Ho giocato con molti giocatori che adesso stanno in C, soprattutto a San Nicolò, che stanno a Materica, che comunque mi aspettavo che avessero un passo superiore alla Serie D, però come ha detto Daniele prima viene la parte agonistica,
e poi viene la tecnica. Esatto. Dani, invece tu, qualche anche compagno sardo che secondo te, che hai trovato anche da ragazzo, poteva fare una carriera diversa? Sicuramente ce ne sono tanti, adesso non mi viene in mente nessuno nello specifico, però uno che mi ricordo che non è sardo, a Como 3 anni fa, è Loreto, un terzino sinistro che ha un potenziale veramente stratosferico, però gioca ancora, adesso è andata alla Turris in C, però secondo me potrebbe, per le potenzialità sia fisiche che tecniche, potrebbe giocare tranquillamente in B o in A. Ecco, a Da dire proposito di che questo, sì, dimmi ho Cristian. fatto settore giovanile, ho fatto diciamo pochissimo, perché ho fatto un anno di allievi nazionali, poi sono andato direttamente in prima squadra in eccellenza, quindi di ragazzi 15-16 anni ho avuto poco per conoscere. Ecco Dani, non so se riesci a leggere anche il commento di Michele, che è un commento interessante, è abbastanza in linea con quello che stavi dicendo. Lui dice: io ho 2 figli che giocano nel Tempio, uno è un 99 e l'altro è un 2003, e sono disperati perché di fatto la maggior parte del calcio, diciamo, dilettante è fermo, no? Quest'anno. In generale, secondo voi, anche quello che chiedo anche a Christian, soprattutto per i più giovani, cioè i ragazzi magari dell'Under 17 o comunque che stanno affacciando quest'anno anche al mondo dei dilettanti, quanto complica poi anche un processo di crescita quest'annata qui, perché di fatto molte squadre sono ferme da un anno. Guarda, questa cosa ci penso spesso, ti dico la verità, perché il fatto che sia tutto fermo comunque è molto penalizzante per i ragazzi, perché perdono una stagione, cioè per ora perdono un anno e mezzo, perché è già dall'anno scorso praticamente che sono fermi, e dunque non hanno un percorso di crescita che è importante, diciamo. Quest'anno fermo, poi magari ripartire il prossimo anno, secondo me rimangono un po' indietro, e non è bello, diciamo, dai. Christian? Sì, uguale, pure come dice Daniele, secondo me bisogna trovare le condizioni adatte pure per far ripartire loro. Esatto. Comunque è come se un ragazzo buttasse un anno carriera, comunque scuola calcio, comunque un anno è tanto. Assolutamente, assolutamente. Fra, non so se tu hai qualche altra domanda, Fra, se no possiamo provare anche a fare un po' il quiz che abbiamo preparato a sorpresa per entrambi. Esatto, no, io le domande le tengo per la fine, perché sono proprio curioso di vedere questo quiz, perché tra l'altro le domande non me le hai neanche sottoposte, quindi No, ce le ho solo io, perché dovevamo anticipare. Interessato. Dovevamo anticipare il derby, ragazzi, e quindi abbiamo fatto un quiz con 3 domande a testa della serie Conosci il tuo avversario. Ovviamente devo essere sincero, sono un pochino più facili per Stivaletta, perché comunque Daniele, essendo sardo, può essere un pochino avvantaggiato. Da questo fatto però, Daniele, secondo me molte di queste non le saprai, di quelle che ti ho fatto. Inizio per galanteria con l'uomo che arriva da lontano, ovvero con Cristian Stivaletta. Sono tutte domande, Cristian, che riguardano l'Arzachena non solo come squadra, ma in generale anche come città, no? E ti chiedo, questa è facile, non puoi sbagliare, perché questa qua è veramente facile. Nel 1962 un ristretto gruppo di imprenditori internazionali ha creato di fatto il consorzio Costa Smeralda. Tu sai chi è, diciamo, il principale imprenditore di quel consorzio famosissimo proprio in Costa Smeralda? Briatore? No. No, è molto prima. Purtroppo la risposta sbagliata era ovviamente l'Aga Khan, quindi era abbastanza facile. Tanto Daniele, guarda, Daniele non te la pareggia perché questa è una punizione. Lui è bravo a mettere i calci da fermo, ma questa è tipo dai 60 metri, non ci riesce neanche lui. Dani, allora, Carbonia, non so se lo sai, ma è una delle città della Sardegna con in assoluto più piazze. In generale, tra Carbonia e le frazioni, quante piazze ci sono nel territorio? Puoi dire anche un circa, È semplicissima, guarda. Boh, 35, 40? Ed è bravo, sono circa 40 le piazze di Carbonia. Questo è con un colpo di fortuna assoluto, gol dai 60. Questo è il gol della domenica di Stivaletta che poi facciamo vedere. Cristian, questa la pareggi perché è facilissima. Il comune se non la pareggi, credo che alle prossime feste a Giban neanche Mariotti ti fa entrare. Infatti è meglio che
Forse è meglio non rispondere, non lo so. No, questa la risponde la Zecchi. Il comune di Arzachena è in assoluto tra i principali produttori di una particolare tipologia di vino. Quale? Eppure il vino mi piace, però... Questa non la puoi sbagliare. Pensaci un attimo. Un vino tipico della Sardegna che non è rosso, dai, ti aiuto ancora di più. Non lo so, faccio scena musica. Fermentino di Gallura, qua non lo so, né Werther Carboni né Mariotti ti riaccetteranno alle prossime minate. Sappilo. Vabbè, vediamo. Molino ha già il rigore del vantaggio, ma secondo me questa davvero, a parte la fortuna, a meno che non sia la sua serata, non la azzecca. Daniele, lo sai quali erano i colori sociali al giorno della fondazione del Carbonia Calcio? Quali erano? Non erano quelli di adesso, quindi ovviamente. Bianco-verdi, come l'Arzachena. No, nero-azzurri, come la squadra creata in epoca fascista. Invece ti chiedo, allora, Stivaletta può pareggiarla, poi ovviamente Molino avrà l'ultimo rigore andando a oltranza, però questa è più difficile, Cristian. Io pensavo che almeno una delle prime due la azzeccasse. Allora, ad Arzachena c'è la consulta intercomunale del gallurese, quindi del dialetto gallurese. Il gallurese è una parlata che deriva da quale idioma? Ti aiuto, non è un idioma sacro. Domani credo mi attaccheranno tutti gli spiegatori, però Ogni spogliatoio ti attaccano, ma solo per il fermentino, perché no, anche perché Carboni è già tanto che parla al satorese, quindi non ti attacca su. Ti arrendi, hai 3 secondi, dal corso. So. Vediamo se Molino va sul 2-0 o se vince semplicemente più 1-0. Ti chiedo, Daniele, il nome della miniera più importante che è a ridosso della città e per cui venne fondata la città di Carboni. Non la so. Serbariu. Finisce 1-0, ragazzi. Speriamo che il derby di domenica sia più spettacolare, ve lo dico. Vittoria di misura. Vittoria di misura per Daniele Molino. Siamo quasi in chiusura. A te va bene perché comunque sei in casa, quindi l'1-0 Daniele. Certo, giustamente. Dicevo, siamo quasi in chiusura di questa simpatica puntata di giovedì. Volevo chiedere, Daniele tra l'altro è stato uno dei protagonisti della nazionale sarda nell'ultima versione di questo progetto. Mi ricordo anche l'intervista che abbiamo fatto a Nuoro proprio nel debutto al quadrivio. Però insomma, Daniele, che progetto è la nazionale sarda per voi calciatori? Perché spesso abbiamo parlato con Vittorio Sanna, che è il direttore generale, con Gabrielli, insomma, della FINS, però proprio a livello di giocatori, come vestire la maglia della nazionale sarda, ricordando ovviamente, insomma, che si parla non di una federazione riconosciuta dalla FIFA, ma insomma, questo non c'erano dubbi. Com'è vestire quella maglietta? Beh, diciamo che è un motivo di orgoglio, poi è vestire la maglia della tua regione, comunque della tua nazione, perché tra virgolette è una nazione, è una cosa molto bella. Infatti speriamo che questa cosa possa andare avanti, anche perché è sempre piacevole incontrare magari vecchi compagni, amici, magari fare i ritiri insieme. Niente, speriamo che questa cosa possa andare avanti perché è un progetto veramente bello. Roby? Io volevo chiedere a Daniele, visto che lui è oltre che goleador all'inizio della stagione, eri praticamente il goleador della Zacchena, poi vabbè, vi siete bloccati. Tu hai più un ricordo particolare di un gol o di un assist della tua carriera? Più di un gol. Quale? Secondo me il più bello che ho fatto è a Sanremo, al volo di sinistro. Ce l'abbiamo. Secondo me è quello. Mandalo. Vediamolo, mandarlo. Ovviamente faremo vedere anche quello di Cristian. Direi. Ecco qua, cross da sinistra, alla da destra, praticamente. Sì. Alla con la storia.
Sì, diciamo che questo qua è, secondo me, uno dei più belli. Avevi la maglia 6 unica, però dedicata a Zucchi. Esatto. È arrivato Tra l'altro, ascoltando l'audio di quel gol, si sentono complimenti a Daniele, chiaramente, però alcuni sembrano quasi in sardo, cioè quasi in gallurese più che in sanremese. Chissà che c'era qualche mio amico, forse. Esatto, qualche tifoso imboscato probabilmente. Invece, esatto. Ale, vediamo il gol di Christian contro il Gladiator. Cioè, veramente un gol meraviglioso. Eccolo qua. Ingrandiamo un po'. Anche in slow motion te lo stavo facendo vedere. Una mina, una passata incredibile. Cristian, è il gol più bello che ho fatto. Forse sì, dai. E per importanza c'è quello che ti ricordi di più? Immagino non sia questo, perché sei all'inizio qua. Per importanza ti dico l'unica tripletta che ho fatto in casa col campo basso, quando giocavo a basso. Forse per importanza ti dico quella. Poi la prima tripletta, credo è l'ultima, forse. Cioè la prima e l'unica. L'ultima fino ad ora. Fino ad ora. No, in realtà, sempre parlando di audio del video, siccome abbiamo detto del dettaglio, no, delle grida in gallurese per Daniele, nel video del gol di Christian, caro Roberto, si sente un rumore che a te è molto familiare, si sente proprio il tocco, no, della botta sul pallone, si sente questo suono proprio secco, poi con la palla che va a finire sotto l'incrocio, insomma, cosa si prova a fare un gol del genere? Ma lo chiedo a tutte e due, perché anche Daniele, insomma, oltre a quello di sinistra, ne ha fatto anche ben altri molto belli. Cristian, cosa si prova a fare un gol del genere? Sì, diciamo che a me comunque piace, comunque provarla da fuori, appena ho comunque un po' di spazio, comunque la provo. Diciamo che quella domenica è andata bene, cioè non era sì, domenica è andata bene, speriamo che riesca pure domenica. Daniele? Beh, fare il gol del genere è una sorta di liberazione, diciamo. Poi ti cambia la partita, se lo fai a inizio partita te la cambia tutta, perché hai molta più carica agonistica, giochi più sereno, quindi speriamo di farlo domenica all'inizio magari. Se lo fate tutti e due partite con l'1-1 ci divertiamo, quindi va detto una cosa, giovedì scorso c'erano ospiti Andrea De Montis della Sanremese e Davide Arras della Pianese. Davide ha segnato, quindi insomma non so se poi questo possa essere... Vediamo se 131 porta bene, dai. Esatto, se porta bene anche a voi. Speriamo. Domenica ovviamente ve lo auguriamo e vi ringraziamo sia Cristian Stivaleta del Carbone, così come il Carbonia, e Daniele Molino dell'Arzachena. Ringraziamo anche l'Arzachena. Daniele, facciamo gli auguri adesso per il compleanno di domani, però insomma ci siamo capiti. Sì, grazie mille. Quindi grazie davvero a Daniele e Cristian. Roby, noi chiudiamo ricordando un po' quelli che sono gli appuntamenti di domenica, perché insomma chiaramente abbiamo detto all'inizio 3 partite, perché il Muravera non gioca, tra l'altro doveva essere la tua partita. Sì, purtroppo il Muravera sta saltando causa Covid tantissime partite importanti, perché non ha giocato con il Latina e non giocherà domenica in casa, sempre contro il Monterosi. Sicuramente delle gare importanti da recuperare, perché comunque le dirette avversarie come la Nocerina, il Savoia, Latina, la stessa Monterosi che è capolista, stanno un po' allungando a livello di punti, e poi recuperare giocando tante partite non è mai facile, no, perché a volte magari incappi nella giornata sbagliata e ti sembra di essere troppo distante. Anche a livello psicologico questo può incidere, come giustamente dicevamo, abbiamo avuto Daniele e Christian, ci sarà Arzachena Carboni al Biagio Pirina. Il Lanusei sarà l'altro derby sardo, no? Che seguirai tu a Sennori contro Latte Dolce, e la Torres unica in trasferta, di fatto, che andrà a giocare in casa del Giuliano, un'altra gara importantissima se vogliamo dal punto di vista della salvezza per i sassaresi, perché si affrontano 17esima e 16esima di questo girone, quindi la Torres, dopo la prima vittoria contro il Gladiator, anche quella sfida salvezza, è chiamata a dare continuità. Finora in qualche modo, se vogliamo, va dato merito a mister Graziani, la Torres con lui ha trovato quantomeno nei punti in classifica un minimo di continuità per una situazione che comunque rimane sicuramente critica al momento, visto poi anche tutto il discorso di mercato, perché tu giustamente
accennavi all'interesse di Mesina. Mesina al momento nelle gerarchie di Graziani, se vogliamo, è finito un attimo dietro. Questo non vuol dire che non possa ritornare comunque il centravanti titolare della Torres, perché la Torres ha fatto un investimento importante per lui, che è arrivato appunto svincolato dall'Arezzo, quindi comunque non una situazione semplice, e prima di lasciarlo andare via, dopo aver investito tanto economicamente, la Torres deve valutare bene se sia il caso o meno, lo valuterà insieme al proprio allenatore. Detto ciò, Mesina è un profilo che piace tanto in Sardegna, lo abbiamo scritto ieri, la più interessata al momento è l'Arzachena, perché comunque sia Cermone va alla ricerca di quello che è un centravanti importante, di peso, che al momento forse manca agli Smeraldini. Sì, perché hanno Defendi, ricordiamo che tra l'altro ha segnato contro il Monterosi, se non sbaglio, nell'ultima partita, ma ha perso Padovani Selin, quindi il brasiliano che è andato a Giulianova, e quindi manca di fatto l'attaccante, un altro centravanti, o per dare il cambio a Defendi o per giocare insieme a Defendi. Quindi insomma vedremo davvero cosa sarà di questa giornata di Serie D, 2 derby, la Torres che va a giocare a Giuliano contro una squadra che ha appena cambiato allenatore, quindi occhio anche chiaramente a questo aspetto. Stasera ci sarà la partita del Cagliari, quindi saltiamo di palo in frasca dalla Serie D alla Coppa Italia, perché insomma di fatto è Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha previsto ampio turnover per Eusebio Di Francesco, che non a caso ha lasciato a casa a riposo i senatori, quindi insomma Godin e Nainggolan non sono neanche partiti, diciamo per Bergamo. Tra l'altro curioso, mancano 2 ore più o meno alla partita, sì. Il Cagliari non ha ancora dati convocati sul proprio sito ufficiale. E chissà se a questo punto li darà, penso di no, arrivati ormai a questo punto manderà si scoprirà direttamente in distinta. Di fatto sappiamo per certo che sono stati aggregati al gruppo 2 giovanissimi come Del Pupo e Boccia. Per Del Pupo è la seconda convocazione, se non sbaglio, perché fu convocato anche l'anno scorso con Zenga nel periodo, diciamo, finale del campionato, almeno tra i convocati, mentre Boccia è, diciamo, quasi un abitué tra quest'anno e la scorsa stagione delle convocazioni con la prima squadra. Chissà, magari che la partita si metta in maniera particolare, che non ci sia addirittura l'esordio del Pupo. Chissà, difficile. Veramente, tra l'altro poi la primavera che riprenderà a breve. Sì, ci sono un po' di incertezze. Relativamente a breve. Ci sono un po' di incertezze sul campionato primavera, ci saranno le prossime valutazioni. In teoria il Cagliari dovrebbe ripartire il 24 dalla sfida contro l'Atalanta di Bergamo, che l'anno scorso era una sfida di vertice, quest'anno diventa una sfida in chiave salvezza per la squadra di Agostini. Da capire se si riprenderà effettivamente il 24, perché comunque la situazione anche per la gestione delle squadre giovanili al momento non è il massimo, va ancora valutata bene, capire come gestire la questione dei tamponi, capire come fare in caso di rinvii, non è semplicissimo. Non è semplicissimo, però come sempre noi ve lo raccontiamo. Noi ci auguriamo che riprenda il prima possibile, voi sapete quanto siamo malati di primavera, quindi ci manca tantissimo il campionato giovanile. Va bene, grazie a tutti, a più tardi per il post partita di Atalanta-Cagliari di Coppa Italia. Sarà, immagino, insomma, una versione short del nostro solito post partita. Reaction short questa volta. Esatto, non shock ma short. E poi insomma nei prossimi giorni ci saranno invece, come sempre, le altre rubriche di 131. Quindi grazie a tutti, buona serata, sigla.